Italy. Forza Davide, forza Lorenzo. Pera Francesco, bravissimo. Della migliore Wonder Gilly, l'Italia sempre davanti e l'Italia va a vincere. Salutato e annunciato sul gradino più alto del podio Richivan Ganeshamurthy. L'impresa della vita. Eduardo Giovanna. Come splende, falla brillare questa medaglia d'oro. Cairoli vince la medaglia d'oro. Forza Davide, forza Lorenzo. Lo sport è per tutti, per coloro che hanno passione e determinazione a superare le sfide della vita. Il Comitato Paralimpico Veneto, tramite le società, è impegnato a sostenere le persone con disabilità attraverso lo sport. I nostri atleti praticano diverse discipline, partecipano a competizioni nazionali, internazionali e alle Paralimpiadi. Il CIP Veneto auspica che sempre più persone disabili si avvicinino allo sport, scoprendo la voglia di competere e divertirsi. Vi aspettiamo con tanta. Buonasera a tutti, benvenuti. Benvenuti a quello che
ormai è un appuntamento annuale fisso per il Comitato Italiano Paralimpico Veneto, e quindi davvero ci fa piacere vedervi così numerosi questa sera, ma soprattutto questa sera avremo veramente tante premiazioni da fare. Un buon segno questo, assolutamente, perché significa che comunque stiamo andando nella giusta direzione, e soprattutto il grande lavoro che c'è alle spalle da parte degli atleti, da parte dei tecnici, da parte di tutte le persone che lavorano tutto l'anno, tutta la stagione nello sport, in questo sport, sicuramente porta a grandi risultati. Quindi davvero un grazie a tutti voi per essere qui con noi questa sera. Non mi perdo in chiacchiere e vado subito a chiamare qui con me sul palco chi fa gli onori di casa, ovvero il nostro presidente Ruggero Vilnai. Presidente, buonasera. Visto che abbiamo un altro microfono, ne approfitto e lo consegniamo direttamente nelle mani del Presidente. Buonasera. Quanta gente questa sera? Buonasera, davvero bellissimo. Bellissimo, davvero. Buonasera a tutti e sono un po' emozionato, devo dire la verità. Beh, c'è sempre un po' di emozione. Non è poi la prima volta, ecco, che organizziamo questo evento, però insomma quando ti trovi con tanti amici, magari che vedi anche da un po' di tempo, è sempre bello, ma nello stesso tempo è anche una emozione. Sì, come dicevi, siamo davvero tanti e abbiamo tante premiazioni anche. Ecco, mi fa piacere di vedere anche molti sindaci, assessori, amministrazioni comunali, che ecco, con loro stiamo collaborando sempre di più perché ci diano una mano ad avvicinare le persone con disabilità che per vari motivi non si avvicinano, e i comuni su questo possono fare molto. E allora dobbiamo andare di corsa, dicevi, perché abbiamo ben 93 premiazioni, e allora per fare un po' più veloce abbiamo pensato di premiare non una alla volta come abbiamo fatto negli anni precedenti, ma chiameremo 2 o 3 per volta, appunto per velocizzare. E ahimè, chiedo scusa se non daremo il microfono a tante persone perché proprio per i problemi di tempo. D'altro canto, è importante la presenza più che le parole, direi. Ecco, noi stasera premiamo o consegniamo, ecco, le benemerenze, le meritate benemerenze del CIP. Consegniamo il premio La Vittoria Alata agli atleti che hanno vinto titoli europei e mondiali. Consegniamo le medaglie bronzo, argento e oro ad alcuni atleti comunicati e indicati dalle varie federazioni, e poi alla fine, insomma, abbiamo anche i 2 premi importanti, che è il premio alla carriera e l'Olimpo. Ma questa sera abbiamo davvero una novità rispetto agli altri anni, che si ripete ogni 4 anni. Abbiamo i 19 atleti veneti che hanno portato in Veneto, in Italia, ben 19 medaglie, e credo che meritano un complimento e un applauso. Abbiamo, rispetto al libretto che avete in mano, abbiamo anche invertito un po' la scaletta, che partiamo proprio dai atleti che sono stati a Parigi. Vi abbiamo sollecitato di essere puntuali perché doveva essere qui con noi il nostro governatore Luca Zaia, ma per problemi dell'ultimo minuto non ha potuto partecipare. Però noi abbiamo l'assessore regionale Cristiano Corazzari, che invito a venire qui con me. Buonasera. Prego, Assessore, a lei la parola.
Grazie, buonasera, è una grande emozione essere qua con voi, insieme a tanti atleti, a tanti amministratori, insieme al CIP. Noi durante l'anno abbiamo tante occasioni per sentirci, per valutare dei progetti insieme. In particolar modo quest'anno è stato un anno importante per il Veneto e lo sport veneto. Quindi mi fa particolarmente piacere essere qua per portare il saluto del Presidente Luca Zaia e per ringraziare tutti voi che fate parte del Movimento Sportivo Veneto per i risultati che avete conseguito. I risultati agonistici straordinari, qui abbiamo i nostri atleti e questo ci riempie di orgoglio, ma anche i risultati di crescita, di miglioramento della nostra comunità che vedono nello sport uno dei fattori più importanti. Oggi parlare di sport paralimpico rappresenta un punto di riferimento non solo per le famiglie, per gli atleti con disabilità, per chi fa parte di questo movimento direttamente o indirettamente, ma direi per tutti, perché il messaggio che traspare, che emerge è quello secondo il quale le difficoltà fanno parte della vita e non esiste una vita in cui non ci si pongano dei problemi, ma la differenza è data da come li si affrontano, dalla determinazione che si mette, dalla resilienza e dalla capacità di trovare le soluzioni e di raggiungere dei risultati. Ecco, io penso che questo sia il più bel messaggio che emerge dallo sport paralimpico, un messaggio che si sposa poi con i risultati sportivi che sono impensabili rispetto a quello che invece è un mondo che viene sempre interpretato come un mondo che abbia delle problematiche insuperabili. Aggiungo poi che quest'anno, grazie al fatto di aver ottenuto questo riconoscimento così importante quale Regione Europea dello Sport, abbiamo potuto fare degli investimenti straordinari, in particolar modo nell'impiantistica sportiva, nelle varie misure sommate tra loro. Abbiamo destinato circa 26-27 milioni di euro proprio tra la impiantistica sportiva e la pratica sportiva. Uno degli elementi di premialità maggiore che abbiamo inserito in tutti i nostri bandi, il prossimo per 11 milioni uscirà, ve lo anticipo, lo dico per gli amministratori, nelle prossime settimane, entro l'anno, bando 11 milioni fondi FSC, sarà proprio per l'ammodernamento e il miglioramento del nostro patrimonio impiantistico con l'obiettivo prioritario e premiale dell'accessibilità e quindi il superamento di tutte quelle che sono le barriere architettoniche, la capacità di far sì che i nostri impianti siano messi in sicurezza in un concetto di sostenibilità energetica, ma soprattutto che siano accessibili pienamente e continuamente da parte di tutti. E penso che questo sia un messaggio di fondamentale importanza che diamo. Aggiungo che come Regione continueremo questo impegno anche per il futuro, siamo consapevoli delle sfide che ci aspettano, che sono sfide che vedono la Regione Veneto direttamente impegnata con l'organizzazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici. Ci sarà questa cerimonia che stiamo preparando all'Arena di Verona dell'inaugurazione dei Giochi Paralimpici, che vedono in corso i lavori di miglioramento di un monumento così storico che però deve anch'esso essere posto nelle condizioni di ospitare nel migliore dei modi questo tipo di manifestazione. Avremo gli occhi del mondo puntati su di noi, ma noi ci sentiamo tranquilli perché sappiamo che abbiamo voi al nostro fianco e avete già dimostrato di essere insuperabili, di essere straordinari. Quindi vi ringrazio, è veramente un grande in bocca al lupo e veramente complimenti a tutti gli atleti. Viva lo sport paralimpico, grazie. Grazie Assessore e ovviamente rinnovo quanto diceva il Presidente, grazie per essere qui questa sera, anche per lei è diventato un appuntamento fisso nel corso degli anni. Prima di cominciare, no, resti pure qui, prima di cominciare ufficialmente la serata non c'è miglior modo che utilizzare il nostro inno d'Italia per dare avvio a questa sera. Grazie.
sulle note dell'inno di Mameli abbiamo inaugurato ufficialmente questo lunedì sera ed è appunto con quello che diceva il Presidente, con ben 19 medaglie, 19 atleti. Vogliamo invitare, li chiameremo uno ad uno insieme al sindaco premiante, i nostri atleti di Parigi 2024. Cominciamo quindi da Luigi Beggiato e a raggiungerlo il sindaco di Vo, Mauro dell'Università. Facciamo salire ogni atleta che riceverà direttamente dalle mani del sindaco, poi insieme anche all'assessore, il premio di questa serata. Lasciamo il giusto spazio per una foto, dopodiché non scenderete voi atleti, ma resterete qui sul palco in modo tale da completare la rosa di tutti gli atleti veneti. Andiamo poi con Francesco Bettella, insieme all'assessore Diego Bonavina, assessore allo sport di Padova. Buonasera Francesco, buonasera assessore. Eccoci qua. Francesco, vai pure al centro e andiamo a consegnare il premio. Lasciamo lo spazio sempre per una foto. Ricordiamo poi che le fotografie di questa sera vanno a comporre anche il libretto della serata. Andiamo avanti quindi con un altro nome importante. Lei è Michela Brunelli, accompagnata dal sindaco di Bussolengo Roberto Brizzi. Buonasera Michela. Buonasera sindaco. Sì, ci mettiamo al centro del palco. Anche per Michela Brunelli quindi la fotografia rituale. Ed è la volta ora di Federico Crosara, accompagnato dalla vicepresidente del Consiglio Comunale di Verona, Veronica Atizzogbe. Buonasera Federico. Andiamo quindi a premiare Federico Crosara per la disciplina del tennis tavolo. E andiamo avanti con un altro nome, è la volta di Federico Falco, sempre premiato dalla vicepresidente del Consiglio Comunale di Verona, Veronica Tizzogbe. Federico Falco, anche lui per il tennis tavolo, medaglia di bronzo. È la volta invece di Antonio Fantin, dovrebbe esserci Sandra Benedett, la mamma, a ritirare il premio che viene consegnato direttamente dall'assessore allo sport della Regione Veneto, Cristiano Corazzari, che abbiamo qui. Antonio Fantin per la disciplina del nuoto è oro nei 100 stile libero e argento nei 400 stile libero. Grazie Sandra. È la volta invece di chiamare Xenia Francesca Palazzo. Dovrebbe esserci il papà a ritirare il premio che viene consegnato sempre da Veronica Tizzogbe del Consiglio Comunale di Verona. Xenia, sempre per la disciplina del nuoto, è bronzo nei 400 metri stile libero e oro nella staffetta 4% mista. Cambiamo disciplina, andiamo con il ciclismo e chiamiamo Francesca Porcellato, insieme al sindaco di Valeggio sul Mincio, Alessandro Gardoni. Buonasera Francesca. Andiamo quindi a consegnare
il premio a Francesca. E andiamo poi con un'altra atleta, sempre del ciclismo, Giulia Ruffato. Consegna il premio il sindaco di Pianiga, Massimo Calzavara. Buonasera Giulia, buonasera sindaco. Tanto come vedete andiamo sempre di più a comporre questa rosa di atleti. E lei è Giulia Ruffato. È la volta ora di Francesca Tarantello per il triathlon, medaglia d'argento. A premiarla l'assessore Diego Bonavina, assessore dello sport di Padova. Foto anche per Francesca Tarantello. E andiamo avanti con Asia Pellizzari. Asia che viene premiata dal sindaco di Mareno di Piave, Andrea Modolo. Asia si presenta per la disciplina tiro con l'arco. Complimenti Asia. Eccoci qua. E dopo la foto ne mancano ancora 2 all'appello. Andiamo a chiamare Paolo Tonon per la disciplina tiro con l'arco, medaglia di bronzo, e a premiarlo il sindaco di Orsago, Giancarlo Mion. Buonasera Paolo. Andiamo quindi a consegnare anche a Paolo Tonon il premio di questa serata. E completiamo quindi questo palco con Stefano Travisani, sempre disciplina tiro con l'arco, medaglia d'oro. A premiarlo il sindaco di Correzzola, Mauro Fecchio. Buonasera Stefano. Buonasera sindaco. Ultima fotografia rituale e poi un grandissimo applauso per i 19 atleti veneti. 19 medaglie con 7 bronzi, 4 argenti e 8 ori. Ne approfitto prima di lasciarli scendere per avere un attimo un saluto anche da parte del sindaco di Bussolengo, Roberto Brizzi. Ci mettiamo qui un po' davanti, diamo le spalle a loro. Sindaco, buonasera, intanto grazie dell'ospitalità, grazie per essere qui e grazie anche per averci dato questo spazio. Sì, scusate le spalle, ma non so dove mettermi. Beh, insomma, grazie lo dobbiamo dire ai noi sindaci e a tutti voi, perché siete un esempio per tutte le nostre comunità. Scusate, ma mi sono messo una trottola, è veramente difficile parlare con la gente alle spalle. Però veramente, veramente a tutti, sì dai, perché mi sento meno in imbarazzo per la gente dietro. No, che dire, no, dobbiamo essere noi, insomma, io penso di poter parlare anche a nome dei miei colleghi. Siete voi l'esempio che date ai nostri giovani, alle nostre comunità, e questo invece siamo noi che ringraziamo voi, perché l'esempio vale più di tante parole, specialmente anche ai ragazzi continuiamo a parlare, eccetera, però chiaramente vanno bene anche le parole, vanno bene spingere, va bene fare tanti bei convegni, però l'esempio vale su tutto, come quando sei genitore, insomma l'esempio vale tanto, e voi siete l'esempio per i nostri giovani, quindi vi dico grazie a nome di tutti. Grazie Sindaco. Come dicevamo, ci piacerebbe veramente dare la parola ad ognuno di voi, però il tempo è quello che è, però vorrei lo stesso avvicinarmi un attimo a Francesca
Porcellato 12 Paralimpiadi. Questa è stata comunque un'estate intensa, scusate, mi metto davanti. Sì, 12. Sì, è stata intensissima questa, non è da tutti farne 12 alla mia età, però è stata una grandissima emozione, come sempre, perché non è mai scontato un risultato e dunque essere a Parigi quest'estate è stato veramente emozionante. C'è qualche ricordo che ti porti a casa? Moltissimi, la mia carriera è stata piena di bellissime emozioni, molto profonde, e Parigi lo è stato anche. È stata una Olimpiade non scontata, è stata un'Olimpiade che ho voluto a tutti i costi, nonostante tutti gli infortuni, tutti gli stop che ho avuto. C'ero e ho ben figurato, dunque in cuor mio sono vincitrice per esserci stata. Grazie mille, ti chiedo un'ultima cosa, hai già degli obiettivi per il futuro? Tantissimi obiettivi, tantissimi progetti, e un progetto è quello di fare grande Milano Cortina 2026. E noi ti auguriamo un grande in bocca al lupo, non solo a te ma anche a tutti gli altri atleti. Lasciamo lo spazio per un'ultima foto tutti quanti insieme, questo è il momento se volete approfittarne, dopodiché congediamo i nostri atleti, li lasciamo ritornare al loro posto perché abbiamo un altro gruppo importante da premiare questa sera. Perfetto, grazie mille ancora. Vorrei che rimanessero qui sul palco l'assessore Cristiano Corazzari, Veronica Tizzocbe del Consiglio Comunale di Verona e il presidente Ruggero Vilnai. Grazie ancora, li accompagniamo con un applauso. Lasciamo giusto il tempo poi a ognuno di loro di ritornare al proprio posto, ma voi sapete che a Parigi 2024 non ci sono stati solo gli atleti, ma, e siamo qui questa sera per premiarli, ci sono anche i tecnici, quelli che svolgono un grande lavoro alle spalle, e per questo motivo noi andremo a chiamarli uno ad uno e come per gli atleti andremo a formare un bellissimo palcoscenico. Andiamo quindi con Gianni Bonas, psicologo della Nazionale Italiana Tiro con l'Arco. Arriva più tardi, benissimo, allora intanto lo salutiamo, poi se arriva lo faremo salire sul palco. Alberto Busato, fisioterapista della Nazionale Italiana Nuoto Paralimpico. E a premiarlo abbiamo Veronica Tizzocbe che è già qui sul palco. Buonasera, buonasera Alberto. Andiamo poi con Andrea Dante, premiato da Cristiano Corazzari. Andrea Dante dello staff tecnico della Nazionale, prego. Buonasera Andrea. E insieme ad Andrea Dante andiamo a chiamare Susan Ercolin dello staff medico sanitario delegazione paralimpica italiana. A premiare Susan Ercolin abbiamo il vice sindaco di Cadoneghe, Davis Vigolo. Buonasera vice sindaco e assessore allo sport. Andiamo poi con Andrea Guardini, meccanico della Nazionale Italiana di Ciclismo Paralimpico, e a premiarlo Daniele Zivelonghi, sindaco di Fumane. Se eventualmente non è presente, Giovanni Izzo, vicepresidente del CIP Veneto, va a consegnare il premio ad Andrea Guardini. E abbiamo infine
Alain Robert Lorenzati, fisioterapista della Nazionale Italiana di Paraciclismo, a premiarlo il sindaco di Orsago, Mion Giancarlo. Buonasera sindaco. Ed eccola qui la nostra rosa completa, andiamo a fare una foto tutti quanti insieme al presidente Vilnai per andare quindi a coronare questa esperienza, questa Paralimpiade che davvero ha fatto parlare, che ha portato grandissimo orgoglio alla nostra regione. Complimenti ancora. Benissimo, è arrivato Bonas e quindi lo chiamiamo qui sul palco insieme al sindaco di Spinea, Franco Bevilacqua. Gianni Bonas, psicologo della Nazionale Italiana Tiro con l'Arco. Buonasera, è arrivato giusto in tempo. Facciamo la fotografia. Complimenti ancora a tutti. Grazie per essere qui con noi questa sera. Congediamo quindi i nostri tecnici della Nazionale. A posto, ce l'abbiamo fatta a fare la foto, ottimo. Grazie a tutti voi per essere stati qui con noi questa sera. Ovviamente rimarranno tra il pubblico. Rimane qui con noi sul palco invece il presidente Ruggero Vilnai, congediamo anche l'assessore allo sport, lo invitiamo comunque a riprendere il suo. Allora, aspetta che arrivo con il microfono. Grazie. Del Comitato Paralimpico. Grazie. Andiamo a consegnargli quindi un premio. Grazie ancora Assessore. E volevo salutare da casa chi ci segue appunto da casa in streaming, che siamo collegati. Buonasera a tutti. Giusto Presidente, lo ricordava bene perché giusto qui davanti a noi stiamo trasmettendo in streaming per tutti quelli che non possono ovviamente essere presenti qui con noi questa sera e quindi rimarrà poi anche una registrazione della serata. Quindi un saluto a chi ci sta seguendo da casa e a questo punto io direi di andare a cominciare ringraziando nuovamente tutti i nostri rappresentanti della Nazionale Italiana Paralimpica. Andrei a cominciare quindi con la consegna delle benemerenze. Andiamo quindi con la stella al merito sportivo che ha 3 distinti gradi, oro, argento e bronzo. Può essere concessa alla bandiera di enti sportivi, quindi a società sportive, a federazioni, ad enti di promozione, che con continuata e meritoria azione nel campo della promozione e dell'attività agonistica abbiano contribuito a diffondere e onorare lo sport nel Paese. Anche a personalità sportive che con opere di segnalato impegno e di impositività di intenti abbiano lungamente servito lo sport, ma anche a personalità sportive straniere particolarmente meritevoli per aver operato in favore dello sport paralimpico italiano. Infine viene consegnata anche ai gruppi sportivi militari e civili e ai gruppi sportivi dei corpi di polizia, esclusivamente a livello nazionale. Partiamo quindi con le stelle di bronzo al merito sportivo paralimpico consegnate ai dirigenti sportivi, ora li chiameremo in piccoli gruppi e quindi partiamo da Massimo Girardello, stella di bronzo al merito sportivo paralimpico, vicepresidente della SD Padova Millennium Basket dal 99 al 2008. Consigliere, segretario e tesoriere della società ASD Padova Rugby dal 2016 al 2024, a premiarli insieme al presidente Ruggero Vilnai anche il delegato FISPES Veneto Maurizio Menin. E intanto che lasciamo il signor Menin salire qui con noi sul palco, chiamiamo anche Lucio Vicentini, stella di bronzo al merito sportivo paralimpico,
Dal 2004 al 2009 presidente H81 Insieme Vicenza Onlus e vicepresidente dell'ASD H81 dal 2021 al 2023. A premiare Lucio Vicentini chiamiamo anche il consigliere del comune di Vicenza, Giacomo Bez. Ecco quindi che abbiamo consegnato la pergamena dalle mani di Maurizio Menin, il delegato FISPES Veneto, e la stella di bronzo al merito sportivo paralimpico da parte dei sindaci. Quindi complimenti quindi a Massimo Girardello e a Lucio Vicentini. A questo punto li congediamo. Grazie per essere qui intanto con noi questa sera, grazie dottor Menin. Andiamo quindi con un altro gruppo. Come vi dicevo questa sera purtroppo dobbiamo un pochino correre, giusto Presidente, però allo stesso tempo vogliamo avere quel piccolo spazio per lasciare una foto ricordo di questa bella serata a ciascuna delle persone che chiamiamo qui sul palco. È la volta quindi di Nicola Schiavolin. Nicola Schiavolin che viene premiato da Gabriele De Boni, sindaco di Ponte San Nicolò, e da Stefano Gnesato, delegato del CONI Verona. Nicola Schiavolin dal 2004 al 2010 è consigliere federale dell'attuale FIPS, dal 2015 al 2018 consigliere ASD Coco Loco Padova e dal 2018 al 2024 è presidente della SD Coco Loco Padova. Insieme a Nicola Schiavolin andiamo a chiamare anche Luca Vittadello. A premiarlo Diego Bonavina, assessore allo sport del comune di Padova, insieme a Stefano Gnesato che è già qui con noi sul palco in rappresentanza del CONI Verona. Buonasera Luca. Io intanto vado a leggere il curriculum di Luca Vittadello. Dal 2009 al 2011 è consigliere federale dell'attuale FIPS. Dal 2019 al 2022 è CT della Nazionale Italiana di Power Chair di hockey. Dal 2014 al 2018 presidente dell'ASD Coco Loco Padova. Dal 2018 al 2023 consigliere dell'ASD Coco Loco Padova. Eccoli qua Nicola Schiavolin e Luca Vittadello. Complimenti, grazie per essere stati qui con noi. Congediamo Gabriele De Boni e Diego Bonavina, mentre rimane qui con noi Stefano Gnesato, delegato del CONI Verona. Buonasera, buonasera. Allora intanto questa sera non può essere qui con noi il Presidente Ponchio, però ovviamente lo salutiamo e la ringraziamo per essere qui e per partecipare a questa grande serata. Grazie, buonasera a tutti. Sì, il Presidente Ponchio non può intervenire, per cui vi porto io molto volentieri i suoi saluti. È bello essere qui, mi fa piacere essere in mezzo a voi, però chi mi conosce bene sa che, Ruggero, lo sport è sport, gli atleti sono atleti, siamo tutti uguali. Questa divisione, insomma, dovrebbe anche finire, a mio parere. Sono serate queste molto belle, molto importanti e particolari in questo periodo, perché andiamo a concludere quello che è il quadriennio olimpico. Le federazioni, gli enti, le discipline associate, le associazioni stanno tutte svolgendo le loro elezioni, nuove elezioni. Concluderà il CONI. Concludiamo quello che in realtà è stato un triennio causa Covid, e noi in questi 3 anni abbiamo raccolto le macerie che ci ha lasciato il CONI. Ma c'è anche un altro aspetto negativo che non si può nascondere di questi 3 anni.
è la legge di riforma dello sport, che andrebbe cancellata, andrebbe cambiata totalmente, perché sta mettendo in grossa difficoltà le società sportive, soprattutto quelle più piccole. Noi viviamo il territorio quotidianamente e io sento dirigenti che ogni giorno mi dicono: Stefano, trovami un commercialista meno caro, perché non so se l'anno prossimo ce la farò a fare attività sportiva. Sono le due cose negative di questo triennio, però non possiamo dimenticare neanche gli aspetti positivi, che sono tanti. Intanto lo sport è entrato in Costituzione, credo che questo sia veramente una grande conquista. Ora nessuno potrà più nasconderci, lo sport è in Costituzione. Abbiamo ripreso le attività con tanto entusiasmo, ricercando ancora i ragazzi, facendo tanta promozione dello sport per recuperare quei ragazzi, quegli atleti che avevano abbandonato durante il periodo del Covid. E qua bisogna dire veramente grazie di cuore a tutti i dirigenti e allenatori delle società sportive del territorio, delle province del Veneto. Avete fatto un grande lavoro, perché i ragazzi non solo sono stati recuperati tutti, ma in Veneto abbiamo anche un incremento di ragazzi, di giovani che fanno attività sportiva. Ma è innegabile che sì, bravi i dirigenti, bravi gli allenatori, ma grazie anche agli atleti, grazie anche alle grandi manifestazioni. E in Italia abbiamo vinto tanto in questi anni, veramente tanto, grazie a persone formidabili prima che atleti. E a loro va il nostro grazie per tutto quello che hanno fatto, per tutto quello che faranno, e a loro auguro i migliori successi e che si possano realizzare tutti i loro desideri. Abbiamo, e poi vado a concludere perché bisogna essere veloci, abbiamo una caratteristica qui a Verona. Roberto Ghiretti, per chi lo conosce, mi dice: sei l'unico provinciale in Italia che guarda lo sport anche attraverso i numeri. Attraverso i numeri i ragazzi ci hanno detto una cosa bella e importante: vogliono essere protagonisti, vogliono vivere la loro vita da protagonisti, da ragazzi, da uomini e soprattutto da sportivi. Allora mi rivolgo ai dirigenti, mi rivolgo agli allenatori. È compito nostro non perdere questi ragazzi. Guardiamo a loro con tutte le nostre forze, con tutta la nostra simpatia e valorizziamo tutti. Non dobbiamo perdere nessuno. Grazie ancora e buona serata a tutti. Grazie Stefano Gnesato, delegato CONI Verona, grazie per essere stato qui con noi questa sera. Ovviamente noi non vogliamo mettere fretta a nessuno, ci mancherebbe. Come dicevamo appunto, siamo in tanti a premiare. Grazie. Grazie. Come dicevamo, allora, abbiamo cominciato con le stelle di bronzo ai dirigenti, è la volta quindi di andare a premiare con la stella di bronzo le varie società. Anche qui andiamo a chiamarle ovviamente a gruppi, salirete sul palco, farete una distinta fotografia e dopodiché una foto di gruppo tutti insieme. A consegnare le pergamene per la stella di bronzo. Benissimo, andiamo a consegnarle, a riceverle anzi dalle mani di Giovanni Izzo, il vicepresidente del CIP Veneto, e quindi andiamo a premiare la società Alba Chiara ASD Onlus. Viene a ritirare il premio Francesca Maribonda, premiata appunto dal vicepresidente CIP Veneto Giovanni Izzo. Buonasera Francesca. Alba Chiara ASD Onlus nasce nell'89 e si occupa di avvicinare l'attività agonistica a persone con disabilità fisica ed intellettivo-relazionale. Collabora con la ULS 4 Veneto Orientale per promuovere lo sport come forma di riabilitazione. Alba Chiara ASD Onlus. E con lei andiamo a premiare anche l'ASD Padova Rugby Onlus. Vengono a ritirare il premio il presidente Nicolò Toscano,
il vicepresidente Davide Giozet e il segretario Massimo Girardello. Richiamiamo nuovamente con noi sul palco l'assessore di Padova Bonavina. Assessore, la facciamo lavorare un sacco, fa chilometri questa sera. Assolutamente, vuol dire che comunque ci sono tante realtà anche nel territorio di Padova. Buonasera a tutti. ASD Padova Rugby Onlus, vado a leggere brevemente il curriculum, è una società fondata nel 2011 come prima società di wheelchair rugby in Italia, detentrice di 7 scudetti, 4 Coppa Italia e 4 Supercoppa Italiana. Oltre all'aspetto agonistico, la società si impegna nella promozione e nella divulgazione della disciplina su tutto il territorio, con attività di sensibilizzazione anche nelle scuole. ASD Padova Rugby Onlus, insieme ad Alba Chiara ASD Onlus. Grazie Francesca Maribonda, grazie a Nicolò Toscano, Davide Giozet e Massimo Girardello per essere qui con noi questa sera. Li congediamo, grazie a voi, e proseguiamo con le premiazioni. Saliamo ancora un pochino, questa volta passiamo alla stella d'argento, al merito sportivo paralimpico, e partiamo appunto dai dirigenti sportivi. Vorrei qui con me sul palco per consegnare le pergamene la dottoressa Brunella Spina, responsabile della sede INAIL di Legnago. Buonasera Brunella, grazie per essere qui con noi. Andiamo quindi con i dirigenti, a partire da Michele Bicciato, che riceve il premio da Sabrina Boscaro, assessore alla disabilità e alle politiche sociali del Comune di Vigonza. Buonasera assessore. Michele Bicciato dal 94 al 2013 è consigliere di Aspea Padova, dal 2010 al 2024 delegato FISDIR Veneto, dal 2013 al 2024 è componente della giunta CIP Veneto e dal 2013 ad ora è componente del Consiglio regionale CIP Veneto. Michele Bicciato insieme all'assessore Sabrina Boscaro del Comune di Vigonza. Questo è il tempo per la foto e andiamo a consegnare invece un altro premio a Giovanni Izzo. Giovanni Izzo, che viene premiato da Davis Vigolo, assessore allo sport di Cadoneghe e vice sindaco del comune di Cadoneghe. Giovanni che riceve la stella d'argento in quanto dal 2010 al 2011 è stato consigliere dell'ASD Padova Millennium Basket, dal 2011 al 2013 dirigente accompagnatore ASD Padova Millennium Basket, 2014-2017 vicepresidente Calcio Veneto FD, 2013-2024 componente di giunta CIP Veneto, vicepresidente CIP Veneto e attuale referente regionale CIP per l'attività di avviamento allo sport. E questa sera anche ci aiuta qui sul palco. Grazie Giovanni. E insieme a Giovanni chiamiamo anche Daniele Zotti, che viene premiato dalla dottoressa Brunella Spina con la stella d'argento. Daniele Zotti, consigliere di Aspea Padova dal 2000 al 2024, vicepresidente di Aspea Padova dal 2004 al 2012, presidente Aspea Padova fino al 2017, attuale consigliere della società ASD Calcio Veneto dal 2013 al 2024 e componente di giunta CIP. Dal 2018 al 2021 è stato General Manager dei World Series Paraswimming di Lignano Sabbiadoro e attualmente presidente dei World Series Paraswimming di Lignano Sabbiadoro. Eccoli quindi i nostri 3 premiati, Michele Bicciato, Giovanni Izzo e Daniele Zotti. Complimenti a voi, un grazie a Sabrina Boscaro, a Brunella Spina e a Davis Vigolo
del comune di Cadoneghe per queste premiazioni. Congediamo quindi i nostri ospiti con appunto la stella d'argento al merito sportivo e andiamo avanti con un'ulteriore premiazione. Come dicevamo, questa sera sono davvero tante. Andiamo ora con la palma al merito tecnico paralimpico. Anche qui abbiamo 3 distinti gradi, l'oro, l'argento e il bronzo. Può essere concessa ai tecnici sportivi che si sono distinti per l'ottenimento da parte dei loro atleti o delle squadre di risultati di alto livello nazionale o internazionale, nonché per il rilevante contributo fornito per l'aggiornamento tecnico e lo sviluppo dell'attività giovanile, e può essere concessa anche ai tecnici sportivi stranieri particolarmente meritevoli per lo sport italiano. Andiamo quindi a premiare con la palma al merito tecnico paralimpico, con la palma di bronzo, Alberto Busato. Alberto, che viene premiato da Veronica Tizzogbe, vicepresidente del Consiglio Comunale di Verona. Alberto Busato dal 94 al 2006 è tecnico paralimpico nuoto presso la Società Polisportiva Galm Verona, dal 2006 al 2008 è tecnico paralimpico di nuoto presso la Società Dopolavoro Ferroviario Verona, dal 2008 al 2016 tecnico paralimpico della società GSD Quartiere Trieste Verona e dal 2016 al 2022 tecnico paralimpico nuoto presso la società Pola Varese. Complimenti Alberto. È arrivata, giusto? È arrivata e quindi facciamo una premiazione extra, anzi riprendiamo una premiazione che avevamo lasciato in sospeso, un'altra atleta di Parigi 2024, Federica Fornasiero. Federica che viene premiata da Matteo Paiola, sindaco di Este. Buonasera sindaco, buonasera Federica. Grazie per averci raggiunto. Anche qui quindi lasciamo uno spazio per questa premiazione, poi una foto insieme che va a chiudere questo gruppo per la palma al merito tecnico paralimpico insieme a Parigi 2024. Complimenti, grazie. Un'altra onorificenza viene consegnata questa sera ed è la medaglia al valore atletico paralimpico, conferita agli atleti italiani sulla base dei risultati sportivi ottenuti in ambito internazionale. Anche qui parliamo sempre di bronzo, argento e oro. Ed è proprio dal bronzo che partiamo con un primo gruppo di premiati a partire da Thomas Scotton dell'ASD ENS Trapani, che viene premiato dall'assessore Attilio Marzaro del comune di Campo San Piero. Non abbiamo Thomas. Allora intanto vediamo se più tardi arriva, se più tardi ci raggiunge. Andiamo quindi a chiamare Emanuele Vizzo della società ASD Wolves Avellino. A premiare Giovanni Izzo, il vicepresidente del CIP Veneto Giovanni Izzo. Emanuele invece medaglia di bronzo al valore atletico paralimpico nella disciplina di calcio a 11, sesto classificato ai Deaflympics a Caxias do Sul in Brasile, che si sono tenuti dall'1 al 15 marzo 2022. Medaglia di bronzo al valore atletico paralimpico per Emanuele Vizzo. Complimenti Emanuele. Grazie per essere stato qui con noi questa sera.
Sì, può scendere, lo possiamo congedare perché avevamo un altro atleta per fare la foto insieme, invece sei rimasto tu. Andiamo quindi con la medaglia d'argento e andiamo a chiamare Flavio Menardi dell'ASD Bob Club Cortina, che viene premiato dalla dottoressa Alessandra De Salvia, direttore UOC Medicina Legale dell'azienda ULS 9 Scaligera. Eccola qui, buonasera, che viene a premiare appunto Flavio Menardi nella disciplina del Bob, medaglia d'argento, secondo classificato al campionato mondiale di Parabob a Lillehammer in Norvegia dal 20 al 27 febbraio 2022. Flavio Menardi. Flavio, rimani qui con noi perché andiamo a chiamare anche un altro atleta che è Samuel Lapira. Samuel dell'ASD ENS Scaligera Verona, buonasera Samuel, viene premiato dal sindaco di Illasi Emanuele Ruffi, che abbiamo una rappresentanza, Emanuela, ecco. Emanuela Ruffi, sindaco di Illasi. Samuel Lapira è medaglia d'argento al valore atletico paralimpico nella disciplina della pallavolo, terzo classificato ai Deaflympics a Caxias do Sul in Brasile, come dicevamo appunto nel febbraio 2022. E con questi 2 argenti abbiamo chiuso quindi le medaglie al valore atletico paralimpico. Vi ringraziamo per essere stati qui con noi questa sera. Grazie anche alla dottoressa Alessandra De Salvia e al sindaco Emanuela Ruffi. Andiamo avanti con la medaglia d'oro. Per la medaglia d'oro viene a ritirare il premio per Chiara Cecconi, il papà, per l'ASD GSS Alba, e viene consegnato da Davide Giorgi, delegato provinciale CIP di Treviso. Buonasera. Chiara Cecconi, medaglia d'oro al valore atletico paralimpico nella disciplina della pallavolo, seconda classificata ai Deaflympics, come dicevamo prima, in Brasile, marzo 2022. Il papà quindi per Chiara Cecconi. Andiamo a chiamare invece un'altra premiata medaglia d'oro, Angelica Cenghiaro della società SD GSS Alba. Sempre della pallavolo parliamo, a premiarla la delegata regionale FSC Veneto Calogerina Mendola. Eccola qui. Angelica, seconda classificata nella pallavolo ai Deaflympics a Caxias do Sul. Angelica Cenghiaro. Rimaniamo qui perché abbiamo un'altra atleta da premiare, sempre medaglia d'oro al valore atletico paralimpico, Francesca Tarantello della società Valdigne Triathlon. Francesca viene premiata da Fabio Cestaro, presidente FITRI Veneto. Eccolo qui. Buonasera Fabio, buonasera Francesca. Francesca è seconda classificata al campionato mondiale di paratriathlon World Triathlon Para Championships ad Abu Dhabi dal 24 al 26 novembre 2022. Eccole qui le nostre medaglie d'oro al valore atletico paralimpico. Per Chiara Cecconi in rappresentanza il padre, mentre Angelica Cenghiaro e Francesca Tarantello. Complimenti a voi. Complimenti a voi per i grandi risultati, ma non solo a voi, a tutti gli atleti che stiamo premiando qui su questo palco, perché davvero il grande lavoro che hanno fatto per arrivare a conquistarsi
determinate medaglie, determinati premi, davvero è un lavoro importante che va riconosciuto appunto non solo a livello regionale ma anche a livello nazionale e perché no internazionale, perché davvero c'è un sacco di lavoro, un sacco di sacrifici alle spalle, quindi meritano tutti i nostri applausi. Andiamo ora con la vittoria alata. La vittoria alata agli atleti che hanno conquistato titoli europei nell'anno 2023. È un riconoscimento assegnato dal CIP Veneto agli atleti paralimpici che nel corso della stagione agonistica 2023 hanno conquistato una medaglia alle Paralimpiadi o un titolo europeo mondiale. L'opera, se vogliamo mostrarla, eccola qui. Abbiamo la riserva, sicuramente. L'opera del maestro Romeo Sandrin raffigura il volto di Nike, un personaggio della mitologia greca. È l'allegoria della vittoria che con le sue ali spiegate, eccola qui, con le sue ali spiegate e pronte per il volo, invita al coraggio e alla costanza, quello che dicevamo poc'anzi. Per questo è soprannominato Vittoria Alata. Il premio è un riconoscimento rivolto ad un atleta che ha dimostrato di saper lottare per superare i propri limiti e di perseguire gli obiettivi importanti. È anche un inno alla vita e alla vittoria di noi stessi. Partiamo con il primo gruppo, grazie Giovanni, partiamo con l'atletica leggera ed è la volta di Lorenzo Bettio, dovrebbe esserci la mamma a ritirare il premio. A consegnare la vittoria alata, questa Nike alata, Roberto Masiero, consigliere con delega alle persone con disabilità del comune di Fossò. Ah, in diretta, bene, beh, allora, ciao Lorenzo. Beh, giriamo al pubblico, ciao Lorenzo, beh, benvenuto, ecco, vedi le nuove tecnologie. Lorenzo della società Sorriso Riviera SD Onlus per, come dicevamo, disciplina atletica leggera è oro nella staffetta 4x100 metri al campionato europeo SUZ 2023 Padova dal 3 al 9 settembre 2023. Lorenzo Bettio. Giovanni, consegni tu il premio? Sì, perché abbiamo chiamato Roberto Masiero, ma... Ah, eccoci, scusa. Maniero. Ma ci mancherebbe. Prego, prego. Allora andiamo a consegnare la Nike nelle mani della mamma, ma anche di Lorenzo. E insieme quindi a Lorenzo rimaniamo sul palco, andiamo a premiare anche Stefano Lucato e a premiarlo abbiamo Michele Bicciato, delegato FISDIR Veneto. Stefano Lucato della società Aspea Padova, della disciplina atletica leggera è oro nei 1500, no rimanete pure sul palco. Oro nei 1500 e oro negli 800 metri, sempre agli European Championship di Padova nel settembre 2023. E insieme a Stefano aggiungiamo anche un'altra atleta che è Alice Sorato. A premiarla il sindaco di Spinea, Franco Bevilacqua. Alice della società Sorriso Riviera SD Onlus è oro negli 800 metri e oro nei 1500 metri sempre agli European Championship di Padova. Foto rituale anche per Alice e questi sono i nostri atleti Lorenzo Bettio, Stefano Lucato e Alice Sorato per l'atletica leggera. Ne abbiamo un altro, attenzione, ne abbiamo un altro. Chiamiamo quindi a concludere questo primo gruppo, sempre per l'atletica leggera, Giovanni Zaramella.
premiato da Giuseppe Falco, governatore dell'area 1 Panathlon Distretto Italia. Giovanni Di Aspea Padova, che è oro nei 400 metri, oro nella staffetta 4%, oro nei 200 metri e oro nei 4x400 agli European Championship di Padova. Complimenti Giovanni. Abbiamo quindi chiuso questo gruppo dell'atletica leggera, premiati con la vittoria alata. Grazie infinite per essere stati qui con noi, grazie alle amministrazioni che vi hanno premiato e che vi hanno accompagnato quindi in questa serata. Grazie infinite. Grazie comunque, grazie mille, dentro il cuore, grazie. Grazie Giovanni. Cambiamo sport, andiamo con il calcio balilla. Calcio balilla e vorrei qui con me sul palco anche Enrico Boni, delegato della Federazione Paralimpica Italiana di Calcio Balilla. Eccolo qui perché andiamo a consegnare comunque le vittorie alate da più fronti, come si suol dire. Grazie, buonasera Enrico Boni. Andiamo a premiare quindi Vito Bonaldo. Vito che viene premiato da Francesca Pizziolo, vice sindaco assessore allo sport del comune di Trebaseleghe. Vito, buonasera, della società SD Lab Arena, calcio balilla come dicevamo, il risultato è oro ai National Team Three Nations 2023 a Jesolo dal 16 al 17 settembre 2023. Complimenti. E insieme a Vito Bonaldo abbiamo anche Francesco Perin. Francesco che dovrebbe essere premiato dal sindaco di Eraclea se è presente, Nadia Zanchin. Altrimenti lo facciamo premiare comunque anche da Enrico Boni, avendolo qui con noi. Francesco Perin, buonasera, sempre della società SD Lab Arena, oro, come dicevamo poc'anzi, ai National Team Three Nations di Jesolo, settembre 2023. Facciamo una foto tutti insieme per il gruppo del calcio balilla, premiati Vito Bonaldo e Francesco Perin dell'ASD Lab Arena. Grazie ad Enrico Boni, delegato della Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla, grazie a Francesca Pizziolo, vice sindaco del comune di Trebaseleghe. Congediamo quindi il gruppo del calcio balilla e andiamo avanti invece con due sport che abbiamo voluto unire anche per questioni pratiche, però comunque abbiamo sempre dei grandi risultati da leggere. Chiamo sul palco anche Sandro Checchin, il presidente FICI Veneto per le premiazioni. Eccolo qui. E nel frattempo vado a chiamare Francesca Porcellato. Francesca che viene premiata dal sindaco Alessandro Gardoni e da Eva Nocentelli, assessore allo sport di Valeggio sul Mincio. Francesca appunto l'abbiamo ascoltata prima, in questo caso della società Apre Olmedo per il ciclismo, è oro ai Road Races, Cycling Road European Championship di Rotterdam, agosto 2023. E insieme a Francesca Porcellato abbiamo anche Giulia Ruffato, premiata da Massimo Calzavara, sindaco di Pianiga, e Diego Facchin, consigliere delegato allo sport. Giulia della ASD Restart Sport Academy, anche lei oro,
ai Paracycling Road European Championship di Rotterdam. Complimenti Giulia. Insieme a queste due grandissime atlete abbiamo un altro nome importante da premiare, Ruggero Vilnai. A premiarlo il consigliere del comune di Villa del Conte, Cristina Garbuio. Ruggero Vilnai per l'ASD Vicenza Darti di Freccette, risultato oro nel doppio wheelchair agli European Dart Championship di Benidorm in Spagna nel giugno 2023. Ed eccolo qui il nostro terzo gruppo con Francesca Porcellato, Giulia Ruffato e Ruggero Vilnai premiati con la vittoria alata. Questa Nike alata che rappresenta i grandi risultati ottenuti nella passata stagione sportiva. Un grazie a Sandro Checchin, presidente FCI Veneto, un grazie ad Alessandro Gardoni e a Eva Nocentelli del comune di Valeggio sul Mincio, un grazie a Massimo Calzavara, sindaco di Pianiga, e a Diego Facchin, consigliere delegato allo sport, e a Cristina Garbuio, consigliere del comune del Villa del Conte. Complimenti. Presidente, vuole aggiungere qualcosa? No, ha la facoltà di parlare. Siamo veloci. Mi dica se vado troppo veloce. Andiamo con un altro gruppo da premiare, anche qui due diverse discipline, parliamo del nuoto e della pallacanestro e andiamo quindi a premiare Eleonora Ostani. Eleonora Ostani della Società Sport Life Montebelluna, che viene premiata da Pierpaolo Brombal, presidente della Fondazione Brombal, che non è presente, quindi tocca a te Giovanni. Eleonora Ostani, oro nei 4% stile libero e oro nei 4% misti agli Suds European Championship di Padova nel settembre 2023. Eleonora Ostani, ora ti raggiunge la tua compagna di squadra a farti compagnia, Martina Villanova. A premiare Martina abbiamo Mirko Villanova, sindaco di Sernaglia della Battaglia, anche Martina della Società Sport Life Onlus di Montebelluna per la disciplina del nuoto, oro nei 1500 stile libero agli European Championship di Padova nel settembre 2023. E un altro atleta ha partecipato a al campionato europeo di Padova per la pallacanestro, questa volta con un oro, ed è la volta di Stefano Barollo. Stefano che viene premiato da Andrea Chiodi, assessore del comune di Selvazzano Dentro. Eccolo qui. Buonasera assessore, buonasera Stefano. Oro nella pallacanestro dell'ASD Sport in Veneto. E sempre di sport in Veneto, sempre di pallacanestro parliamo, sempre oro al campionato europeo Suds di Padova nel settembre 2023, Stefano Borgato. Stefano che viene premiato da Michele Bicciato, delegato regionale FISDIR Veneto. Foto singola anche per Stefano Borgato, dopodiché un rinnovato applauso per Eleonora Ostani, Martina Villanova, Stefano Barollo e Stefano Borgato. Due atlete del nuoto, due atleti della pallacanestro. Ringraziamo quindi le amministrazioni comunali
di Sernaglia della Battaglia il sindaco Mirko Villanova, l'assessore al comune di Selvazzano Andrea Chiodi e Michele Bicciato, delegato regionale FISDIR Veneto. Grazie agli atleti, grazie alle amministrazioni. Complimenti a voi. Mentre congediamo anche il quarto gruppo, ne abbiamo un quinto da chiamare, facciamo un altro salto in altre due discipline e parliamo quindi del tennis tavolo e di tiro con l'arco. Anche qui abbiamo 4 atleti che saliranno sul palco. Partiamo dal primo per la disciplina tennis tavolo della società Fondazione Bentegodi, Federico Crosara. Federico che viene premiato da Veronica Atizogbe del Consiglio Comunale di Verona. Ben ritrovato Federico. Federico che è oro nel doppio misto classe 4 agli European Paratable Tennis Championship a Sheffield in Gran Bretagna nel settembre 2023. Insieme a Federico abbiamo qui con noi sul palco Asia Pellizzari della società GS Fiamme Oro Arcieri del Castello, che viene premiata da Andrea Modolo, sindaco di Mareno di Piave. Asia che è oro nei Mixed Team agli European Para Archery Championship a Rotterdam nei Paesi Bassi nell'agosto 2023. Asia Pellizzari per il tiro con l'arco. Sempre di tiro con l'arco parliamo andando a chiamare Daniele Piran. Daniele che viene premiato da Giovanni Izzo per l'ASD Arco Club di Bolzano Vicentino. Oro nei Visually Impaired agli European Para Archery Championship, come dicevamo prima, di Rotterdam nell'agosto 2023. Buonasera Daniele. Daniele che viene premiato dal vicepresidente del CIP Veneto, Giovanni Izzo. Foto anche per Daniele Piran. E andiamo a chiudere questa quinta rosa, questo quinto gruppo premiato questa sera con la vittoria alata. Sempre di tiro con l'arco si parla quando andiamo a chiamare Paolo Tonon. Paolo Tonon che viene premiato da Giancarlo Mion, il sindaco di Orsago. Paolo della società Fiamme Oro Arcieri del Castello, anche lui oro ai Mixed Team di Rotterdam in agosto 2023. Anche per Paolo quindi la vittoria alata a coronare questo grande risultato ottenuto nell'agosto 2023, mentre Giovanni coordina le operazioni sul palco per la foto rituale di questo quinto gruppo, tennis tavolo e tiro con l'arco. Grazie a Federico Crosara, ad Asia Pellizzari, a Daniele Piran e a Paolo Tonon. Un grazie a Veronica Atizogbe di Verona, ad Andrea Modolo, sindaco di Mareno di Piave, e a Giancarlo Mion, sindaco di Orsago. Siamo quasi a metà del nostro percorso, no, anzi abbiamo già superato la metà della nostra serata. Facciamo un altro passo in avanti. Andiamo a consegnare ora la vittoria alata agli atleti che hanno conquistato dei titoli mondiali nell'anno 2023. Partiamo da un primo gruppo che appartiene alla disciplina dell'apnea e del nuoto pinnato. A consegnare i premi sarà il presidente Ruggero Vilnai, presidente del CIP Veneto, che va a premiare Cristian Clemente.
Cristian Clemente dell'ASD Club Sommozzatori di Mestre, oro nell'apnea dinamica senza attrezzi, oro nell'apnea dinamica con pinne, oro nei 100 metri pinne, oro nei 200 metri pinne al campionato mondiale paralimpico di apnea indoor a Lignano Sabbiadoro. Insieme a Christian, qui sul palco vogliamo anche Alvise Costantin. Alvise, sempre della Club Sommozzatori di Mestre, è oro nell'apnea statica, oro nei 25 metri apnea nei campionati mondiali di Lignano Sabbiadoro. Buonasera Alvise. Alvise che viene premiato con la vittoria alata dal presidente Vilnai, foto rituale, e andiamo a chiamare invece un'altra atleta. Chiamiamo sempre della SD Club Sommozzatori di Mestre Chiara Girotto. Chiara che viene premiata da Paola Fantato, componente della giunta nazionale del CIP. Chiara Girotto è oro nell'apnea dinamica senza attrezzi, oro nell'apnea dinamica con pinne e oro nell'apnea statica, sempre ai campionati mondiali di Lignano Sabbiadoro. Ecco qui che viene anche Chiara insignita della vittoria alata per i grandi risultati ottenuti. Facciamo una foto tutti insieme con i nostri tre atleti, Cristian Clemente, Alvise Costantin e Chiara Girotto. Ringrazio nuovamente il presidente Vilnai, un grazie a Paola Fantato della Giunta Nazionale del CIP per questa premiazione. Abbiamo quindi parlato dell'apnea, andiamo avanti con un altro gruppo. Sempre dell'apnea parliamo, andando a chiamare per l'ASD Club Sommozzatori Mestre Giulia Lo Schiavo. Giulia che viene premiata da Enrico Maria Pavan, assessore allo sport del comune di Mogliano Veneto, e Giulia che è oro nell'apnea dinamica senza attrezzi, oro nell'apnea dinamica con monopinna e oro nell'apnea statica, oro nei 25 metri apnea, e stiamo parlando sempre del campionato mondiale di Lignano Sabbiadoro. Compagna di squadra e riceverà anche lei la vittoria alata è Marta Pozzi. Dovrebbe esserci il papà a ritirare il premio, eccolo qui. A consegnare il premio a Marta Pozzi Stefano Gnesato, delegato CONI Verona. Se non c'è, sempre tu Giovanni, fai tu. Marta Pozzi che è oro nell'apnea dinamica con pinne ai campionati mondiali di Lignano Sabbiadoro. Complimenti a Giulia Lo Schiavo, un grazie ad Enrico Maria Pavan, assessore allo sport, e un grazie a Marta Pozzi. Andiamo con un terzo gruppo, cambiamo disciplina, passiamo all'atletica leggera e andiamo a chiamare Mario Alberto Bertolaso, che viene premiato da Nicolò Toscano, membro della giunta del CIP. Mario Alberto Bertolaso della Spea Padova è oro nei 4% e oro nei 4x400 ai Global Games 2023 di Vichy dal 4 al 10 giugno 2023. Andiamo a consegnare quindi la Nike.
Andiamo quindi a fare un'altra premiazione sempre per l'atletica leggera ed è la volta di Giulia Pertile. Ecco Giulia, sempre della Spea Padova, è oro nei 4x100 metri ai Global Games di Vichy. Anche per Giulia la consegna della Nike da parte di Niccolò Toscano, foto rituale per suggellare questo momento. Un grazie quindi a Mario Alberto Bertolaso e a Giulia Pertile, vincitori per l'atletica leggera ai Global Games di Vichy. Grazie a Niccolò Toscano, questo era il terzo gruppo della consegna della vittoria alata. Facciamo un ulteriore salto in un'altra disciplina sportiva, anzi questa volta parliamo di 3 discipline sportive che abbiamo voluto accorpare. Parliamo del ciclismo, le freccette e la ginnastica artistica. E del ciclismo, proprio per il ciclismo, andiamo a chiamare Mirko Betterga. Mirko che viene premiata da Emma Baron, sindaco di Montorso Vicentino. Buonasera Mirko. Mirko che nel ciclismo è oro nei 10 km crono, oro nei 30 km su strada ai World Transplant Games 2023 a Perth in Australia nell'aprile 2023. Facciamo la foto anche per Mirko. Come dicevamo, abbiamo 3 discipline sportive da annunciare in questo quarto gruppo. Parliamo ora delle freccette andando a chiamare Daniele Dorizzi. E per Daniele abbiamo il sindaco di Lazise, Damiano Bergamin. Daniele che è oro nei World Transplant Games in Australia nell'aprile 2023. Buonasera Daniele, buonasera sindaco. Andiamo a consegnare la vittoria alata in questa serata al Gran Galà del CIP Veneto. Manca quindi una disciplina ed è quella della ginnastica artistica e per questo andiamo a chiamare Aurora Zonta. A premiarla l'assessore allo sport del comune di Cassola Antonio Chiminello. Aurora, che è già sul palco per la società ginnastica Junior 2000, è oro nella trave al campionato mondiale di Sigo nel 2023 in Sudafrica, settembre 2023. Chiudiamo quindi con la foto di gruppo con Mirko Betterga, ciclismo, Daniele Dorizzi, freccette, Aurora Zonta, ginnastica artistica. Complimenti, grazie ad Emma Baron, sindaco di Montorso, grazie a Damiano Bergamin, sindaco di Lazise, Antonio Chimello, assessore allo sport del comune di Cassola. Presidente, andiamo troppo veloce? Ha fame? Siamo giusti, bilanciati, bene. Andiamo quindi con un quinto gruppo. Il quinto gruppo riguarda gli atleti del nuoto. Partiamo quindi da, anche qui una sfilza di ori, davvero sono tantissimi, andiamo a chiamare Riccardo Canola. A premiarlo, se è presente, il sindaco di Baone Francesco Corso, altrimenti Giovanni Izzo lo abbiamo giusto qui pronto all'azione. Come dicevamo, parliamo del nuoto. Riccardo è oro nei 100 metri dorso, oro nei 50 metri dorso, oro nei 100 metri stile libero, oro nei 50 stile libero a Perth in Australia. Complimenti Riccardo. Torniamo a chiamare un altro grande atleta ed è Antonio Fantin, con la mamma Sandra Benedett che viene a ritirare il premio consegnato dall'assessore allo sport di San Michele al Tagliamento Nicolino Biasin.
se è presente. Giovanni, eri preparato a questa sera. Antonio, che è oro nei 100 metri stile libero, oro nei 50 metri stile libero, oro nei 4% stile libero all'Allianz Paraswimming World Championship a Manchester in Gran Bretagna. Ma non è finita qui, abbiamo un altro atleta, sempre del nuoto, sempre oro nei 4x200 stile libero questa volta, è la volta appunto di Gianmaria Roncato. Gianmaria della società Sport Life Onlus viene premiato da Giorgio Marin, vice sindaco del comune di Vedelago. Come vi dicevo, Gianmaria appunto è oro nei 4x200 stile libero ai Global Games di Vichy nel giugno 2023. Complimenti Gianmaria, una foto tutti insieme, quindi insieme a Riccardo Canola, ad Antonio Fantini e Gianmaria Roncato, che ritirano la vittoria alata per i premi conseguiti, per i risultati conseguiti nella passata stagione sportiva. Abbiamo un altro gruppo, sempre per il nuoto, che sappiamo comunque essere una disciplina davvero competitiva a livello mondiale, ed è la volta quindi di chiamare Gaia Maragno. Gaia, che viene premiata da Attilio Marzaro, assessore del comune di Campo San Piero. Gaia, buonasera. Per la società Antares Castelfranco è oro nel 4% mista femminile, oro nella staffetta 4x200 e oro nei 50 metri rana ai World Deaf Swimming Championship di Buenos Aires in Argentina. Assessore, rimanga qui perché ha anche la prossima premiazione, che è quella di Sara Maragno. Sara, che è oro nella staffetta 4% mista, oro nella staffetta 4x200 e oro nei 50 metri farfalla, sempre in Argentina. E non abbiamo finito, abbiamo un'altra premiazione da fare, abbiamo un'altra vittoria alata da consegnare, questa volta a Xenia Francesca Palazzo, con il papà che viene a ritirare il premio consegnato da Sandra Benedett, delegata FIMP Veneto. Xenia, che è oro nei 400 metri stile libero, oro nei 4x100 stile libero all'Allianz Paraswimming World Championship di Manchester in Gran Bretagna. Due genitori di due grandi atleti. Complimenti a voi, complimenti a Gaia Maragno, a Sara Maragno, a Xenia Francesca Palazzo per i risultati conseguiti. Grazie ad Attilio Marzaro, assessore del comune di Campo San Piero, grazie a Sandra Benedett, delegata a FIMP Veneto. Ci avviamo poco a poco verso la conclusione di questo tour di premiazioni, sono davvero tante, ne abbiamo ancora qualcuna in coda, ma davvero non manca molto. Andiamo questa volta a parlare del nuoto pinnato e andiamo a premiare Anna Maria Corato. Anna Maria, che viene premiata da Giacomo Betz, consigliere del comune di Vicenza. Anna Maria dell'AS di Nuoto Pinnato Vicenza è oro nella staffetta 4x50 pinne assoluta femminile al campionato mondiale di nuoto pinnato a Lignano Sabbiadoro. E insieme ad Anna Maria, qui sul palco, sale anche Daniele Furlanis. Daniele, che viene premiato dal dottor Roberto Saro, segretario Giovanni Izzo. Giovanni Izzo, che va a premiare Daniele Furlanis
Atleta oro nella 200 metri monopinna, oro nella staffetta 4x50 pinne assolute mista, oro nella staffetta 4x50 pinne ai campionati mondiali di Lignano Sabbiadoro. E insieme ad Anna Maria e a Daniele chiamiamo anche Stefania Galasso. Stefania che viene premiata da Matteo Vivan, consigliere delegato allo sport del comune di Portogruaro. Buonasera Stefania, buonasera Matteo Vivan. Stefania della ASD Pina Sub San Vito è oro nella staffetta 4x50 pinna assoluta femminile ai campionati mondiali di Lignano Sabbiadoro. Foto di gruppo quindi per Anna Maria Corato, Daniele Furlanis e Stefania Galasso. Questo settimo gruppo del nuoto pinnato a ricevere la vittoria alata. Un grazie a Giacomo Betz, un grazie a Matteo Vivan per aver consegnato i premi. Andiamo avanti con un altro gruppo. L'ultimo gruppo delle vittorie alate, questa volta parliamo della pallavolo e della pallacanestro e vorrei qui sul palco Ambrogio Schiavo, vice segretario e tesoriere ANED Veneto. Buonasera signor Schiavo, andiamo con lei ad effettuare quindi le premiazioni per la pallavolo e la pallacanestro e andiamo a premiare Marco Mestriner. Marco che viene premiato da Elena Stocco, sindaco di Preganziol. Atleta vincitore dell'oro nella pallavolo e oro nel basket ai World Transplant Games di Perth in Australia. Foto con Marco Mestriner che rimane sul palco e a raggiungerlo per la pallavolo abbiamo Alessandro Pege. Alessandro che viene premiato da Filippo Parolin, assessore ai servizi sociali di Mestrino. Buonasera Alessandro, buonasera assessore. Alessandro oro nella pallavolo appunto ai Giochi Mondiali di Perth in Australia, che va a chiudere questo ultimo gruppo di premiazioni insieme alle rappresentanze delle amministrazioni di Preganziol e di Mestrino. Foto quindi di gruppo per Marco Mestriner e Alessandro Pege. Grazie ad Elena Stocco, sindaco di Preganziol, e Filippo Parolin, assessore ai servizi sociali di Mestrino. Grazie ai nostri due atleti, pallacanestro e pallavolo, complimenti a voi. La foto finale, quella in carrozzina. Siamo arrivati quindi alla conclusione di questi gruppi di premiazioni. Abbiamo ancora 2 premi ufficiali da consegnare. Il primo premio è il premio alla carriera off-car. Ce lo sta mostrando il nostro vicepresidente. La giunta CIP Veneto ha istituito questo prestigioso premio per onorare gli atleti che abbiano conseguito straordinari risultati nel corso della loro vita sportiva. Il premio raffigura la dea Nike a cavallo di una biga trainata da 2 destrieri. La Nike rappresenta non solo la vittoria ma anche il coraggio e la costanza, l'essere se stessi umili e coraggiosi, affaticati ma appagati. Il premio è un riconoscimento per gli importanti risultati sportivi conseguiti durante la straordinaria carriera sportiva e un particolare ringraziamento va alla Off-Car, un'azienda padovana che da più di 35 anni sostiene l'attività paralimpica sul territorio. Vorrei chiamare qui con me sul palco Danilo Volpato e Cecilia Riondato della ditta Off-Car.
Abbiamo Danilo, buonasera Danilo. Insieme al Presidente Vilnai, prego Presidente, Giovanni lo abbiamo già qui per andare a chiamare il vincitore del premio alla carriera. Se vogliamo consegnare il microfono al Presidente per andare ad annunciare, eccolo qua, per andare ad annunciare quindi il vincitore e la motivazione. Eh sì, è arrivato il momento di fare anche questo importante premio. Quest'anno va a un nuotatore e la commissione ha deciso poi di, facciamo un po' il giro di tutte le discipline, anzi delle tutte categorie di disabilità. Ecco, quest'anno abbiamo scelto l'atleta, nuoto, ripeto, per quanto riguarda un atleta della FISDIR e della società Aspea Padova. Questo atleta davvero merita perché fin dal 1990 ecco, non solo ha avuto grandi risultati nel nuoto, ma è stato anche un atleta esemplare, vorrei dire, ecco, non solo dal punto di vista agonistico, ma anche dal punto di vista del fair play. Davvero un grande personaggio, un grande atleta che ho sempre stimato, e stasera lo premiamo appunto con il premio alla carriera off-car, come è stato detto, Federico Nalesso. Mamma mia, Stefano, mamma mia, sbaglio anche il nome. Stefano Nalesso. Stefano che viene a ricevere il premio alla carriera, come diceva il Presidente Vilnai, è in Aspea Padova dal 1990, fra i primi tesserati del settore nuoto intellettivo relazionali. Da subito ottiene ottimi risultati sportivi nelle varie competizioni, soprattutto a livello nazionale. Ha collezionato molti titoli italiani sia nelle gare individuali che nelle staffette. Nulla lo ferma, mai assente, sempre pronto ad accettare proposte sportive nuove e pronto a mettersi in gioco con i suoi compagni di squadra. Si distingue in vasca per le sue doti e per la sua tecnica sempre precisa e completa. Supportato dalla famiglia collaborativa e presente nell'accompagnarlo nella sua preparazione tecnica, spesso di aiuto e di supporto ai tecnici, ma soprattutto nell'aiutare e sostenere i compagni di squadra, anche quando non si andava a medaglia. Il suo motto è da sempre: sono contento di essere venuto, mi sono tanto divertito, mi spiace tornare a casa. Grazie Stefano. Sì. Beh, io voglio ringraziare tutti, io ce l'ho messa tutta io. Quello che voglio dire, voglio ringraziare il mio allenatore. L'allenatore. È lui che ha fatto tutto per noi. Michele Bicciato. Grazie Stefano Nalesso, e quindi ricevi il premio off-car alla carriera davvero meritato. Complimenti. Presidente, restiamo quindi sul palco per andare con l'ultimo premio e andiamo a consegnare il famoso e rinomato e prestigioso, anzi, premio L'Olimpo. La Giunta CIP Veneto ha istituito questo prestigioso premio per ringraziare coloro che si sono particolarmente distinti nella promozione dello sport paralimpico veneto. L'opera del maestro Romeo Sandrin è l'unione di due prestigiosi elementi della classicità greca: la porta d'ingresso dello stadio di Olimpia, ad Atene, e la Nike di Samotracia, la Vittoria. La porta d'ingresso dello stadio simboleggia il passaggio tra il noto e l'ignoto, la vittoria e la sconfitta, la gloria e l'oblio. La Nike è l'allegoria della vittoria, che con le sue ali spiegate e pronte per il volo rappresenta il coraggio e la costanza. Presidente,
A lei la parola. Grazie. Prima di annunciare a chi è stato assegnato questo prestigioso premio, riconoscenza, vorrei intanto, perché poi si rompono un po' le file, vero? Oltre che poi faremo una foto di gruppo, vero, come è ormai diventata la tradizione, volevo ringraziarvi per la vostra presenza. È davvero bello, quando si invitano delle persone poi avere una risposta positiva. Spero che sia stato anche non solo una bella serata, ma una serata anche utile e necessaria, perché credo che con questi risultati, con questa presenza, con le foto, i video che poi insomma riusciremo a far girare, spero, credo, sono convinto che aiuterà sicuramente a delle persone ancora titubanti, e sono tante, che non si avvicinano allo sport, insomma, che anche con questa cerimonia, con questo evento, possiamo convincerli almeno di provare. E allora veniamo all'annuncio di questo prestigioso riconoscimento, ed è una atleta femminile stavolta, che dal 1983, più o meno quando è iniziato lo sport nel nostro territorio, perché dobbiamo andare intorno agli anni 80, questa persona era presente e ha fatto davvero tante cose, tanti risultati, non solo risultati agonistici, ma anche dirigenziali. Una persona che ha sempre amato lo sport paralimpico, che si è impegnata tantissimo, che ha dedicato tanto tempo per promuovere lo sport. E credo che ci sia anche riuscita, insomma, perché negli ultimi anni lo sport paralimpico è davvero cresciuto. Possiamo crescere ancora di più, perché ribadisco che sono ancora tante, troppe le persone che non si avvicinano allo sport, ma ovviamente soprattutto negli ultimi 10-12 anni siamo davvero cresciuti, non solo come risultati, ma anche come numeri, come tesserati, e speriamo che possiamo continuare su questa strada. Come è stato accennato, ma poi dirà anche il suo curriculum di questa persona, ma lo diciamo dopo. Adesso il curriculum lo elenchiamo dopo. Adesso vorrei proprio annunciare questa persona, che è la signora Silvana Vettorello. Allora io parto con il curriculum intanto. Come diceva il presidente Vilnai, Silvana si avvicina al mondo paralimpico nell'83, dopo aver assistito ad una partita di basket in carrozzina. Nella Spea Padova pratica fin da subito sia il basket in carrozzina che l'atletica leggera. Quest'ultima le regala numerose soddisfazioni. La più importante è la partecipazione ai Giochi Paralimpici di Stoke Mandeville nell'84, dove conquista il bronzo nella staffetta 4x400. Dal 94 al 99 veste i colori dell'associazione Marcellino Weiss, con la quale partecipa a 4 campionati italiani di basket in carrozzina. Nel 99 fonda, assieme ad altri amici, l'associazione Padova Millennium Basket, con la quale nella stagione sportiva 2006-2007 conquista la Coppa Italia, la Supercoppa Italiana e il trofeo internazionale Willy Brinkman Cup. Nel 2011 e 2013
Partecipa in veste di capitano della nazionale italiana femminile di basket in carrozzina a 2 campionati europei e ne diviene il tecnico nel 2013-2014. Dal 2020 è presidente del Padova Millennium Basket e dal 2013 si appassiona alla nuova disciplina del calcio balilla paralimpico e i successi non tardano ad arrivare. 3 titoli di campionessa italiana nel singolo femminile 2013, 2019, 2022 e una Coppa Italia nel singolo femminile 2022. Silvana Vettorello. A consegnare il premio dell'Olimpo abbiamo il presidente Vilnai, il vicepresidente Giovanni Izzo e chiamerei qui con noi anche Bruno Pellizzari e Valentino Grassotto del comune di San Zenone degli Ezzelini. Buonasera a voi, ecco che andiamo quindi finalmente a consegnare l'ultimo premio della serata, come dice la didascalia alle mie spalle, per una persona che si è distinta nella promozione dello sport e ha saputo rappresentare appieno i valori del movimento paralimpico. Siamo quindi giunti alla premiazione, come diceva alla fine della premiazione, come diceva il Presidente, tra pochissimo faremo una foto tutti quanti insieme, quindi chiederei agli atleti di posizionarsi sia giù dal palco che sopra il palco per andare a chiudere questa bella serata. Presidente, ha ancora il microfono? No, è qui dietro. Lo prendo io. Presidente, le lascio un attimo il microfono per andare a concludere, mentre io poi le lascio la parola. Vado anche a ringraziare chi davvero ha faticato questa sera, ovvero Stefania Mion e Marianna Perale della LIS, che ho fatto un po' correre questa sera parlando un po' veloce, ma spero non troppo. Quindi davvero grazie a voi, un grazie a tutti gli atleti, a tutti i tecnici, a tutte le amministrazioni comunali presenti questa sera, ai genitori e agli accompagnatori per essere stati qui con noi. Presidente. Allora intanto facciamo un plauso, davvero complimenti alla nostra presentatrice. Grazie. Rita. Grazie. Che dire, funziona, si sente? Certo che si sente. No, sarà la mia voce rauca che non funziona. Beh, che dire, intanto ci vediamo fra qualche minuto sopra, vero, per una conviviale, che anche questo è un aspetto importante. Che dire, ci vediamo il prossimo anno, spero. Quindi davvero complimenti e grazie per essere intervenuti, per essere qui con noi e, come ho detto prima, viva lo sport e speriamo di crescere come siamo cresciuti in questi ultimi anni. Grazie. Grazie Presidente, quindi tutti gli atleti li vorrei qui un po' sul palco, un po' giù dal palco per andare. Allora, gli atleti in carrozzina evitiamo di farli salire per... Riusciamo? Sì. Allora, comunque tutti gli atleti un po' su, un po' giù, li chiamiamo tutti qui per andare a chiudere con la foto finale. Anche i rappresentanti delle varie amministrazioni ci raggiungano sul palco per la foto. Foto di copertina poi del libro rappresentativo di questa serata e che sia davvero un bel augurio per la prossima edizione di questo gran galà dello sport paralimpico veneto. Ancora da parte mia, Rita Lion, un grazie per essere stati qui con noi, buona serata, grazie davvero per esserci stati. Ciao a tutti.